pomeriggio e ben trovati. Il nostro Sicilia 24 Focus oggi si occupa di un binomio che bisogna sempre più considerare inscindibile, quello tra lo sport e la salute. Parleremo di un'iniziativa molto importante che ovviamente si coniuga con quella che poi è la prevenzione del tumore al seno, una iniziativa che si chiama Camminandos, inserita proprio nel novero delle iniziative dedicate alla giornata nazionale dello sport. Parliamo di tutto questo con degli ospiti. Saluto in studio la collega Valeria Maglia, che ogni tanto è mia graditissima ospite. Grazie Roberta e un caro saluto a tutti. È direttrice di Medical Excellence TV e in collegamento saluto la dottoressa Francesca Catalano, che è direttore dell'unità operativa complessa di senologia dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Buon pomeriggio dottoressa. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. E saluto, prima volta mio ospite, sono molto contenta, il presidente del CONI Sicilia. Buon pomeriggio, dottor Enzo Falzone, ben trovato. Buonasera, io sono più contento di lei. Oh, allora guardi, visto che lei è più contento di me, iniziamo subito proprio dal presidente del CONI. Devo dire grande gioia e grande felicità da parte di tutto il mondo di Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, perché questa bellissima iniziativa che si terrà proprio il 15 di giugno entra proprio nel calendario degli eventi della giornata dello sport. Presidente. E io sono felicissimo che intanto Valeria ha pensato a questo, quindi significa che ormai il senso di fare sport è un'opinione diffusa. Poi aveva all'interno della giornata dello sport varie iniziative, presentare a Catania varie iniziative, creare una palestra all'aperto sul lungomare in cui ci siamo tutti, ci sono i ragazzini che giocano, c'è una corsa del ricordo, che la camminata per nobili motivi mi riempie di gioia. Bene, questo insomma è ovviamente un sentimento comune. Ci saranno le piazze, le palestre all'aperto, come dice lei, di tutta la Sicilia, interessata da tantissimi eventi, a prescindere ovviamente da questa passeggiata importantissima. Adesso ci addentriamo. Anche il campo di bocce si sta facendo mettere. Anche il campo di bocce, Presidente. Sì, no, il campo di bocce è per quelli oltre 60 anni, però sono autogestita. Sentivo che nell'osservazione di Valeria c'era una nota, come dire, anche estremamente simpatica. Quindi dicevo, le piazze, i lungomari delle nostre città siciliane si animeranno di sportivi di tutte le età, ma non necessariamente di gente che pratica lo sport sempre, e anche di neofiti, di persone che si vogliono accostare per la prima volta o che ogni tanto dedicano del tempo allo sport, no? Non ci sono barriere. Certo, ovviamente quando noi diciamo la giornata dello sport, che cade normalmente la prima domenica di giugno, è una sintesi di tutte le attività sportive che noi andiamo a fare. Quella della prima domenica di giugno, che quest'anno è il 15, in concomitanza con Giubileo, un accordo fatto con la CEI, è proprio la sintesi di questo. Lo presentiamo noi, tutte le discipline sportive, la maggior parte delle discipline sportive di tutta la Sicilia. Diventiamo, una sorta di preparazione per l'anno prossimo, perché tutte le famiglie possono informarsi con i vari responsabili di federazione per l'attività sportiva da svolgere. E in più un sano divertimento all'aria aperta, che anche questo non guasta. Certo, allora, dottoressa Catalano, ha sentito insomma la gioia di questo presidente entusiasta, e questo potrebbe essere un ulteriore passo, no? Da parte di Andos, dopo questa spinta molto forte che è partita anche dalla mente e dall'organizzazione di una collega straordinaria che è Valeria Maglia, ma questo potrebbe essere un nuovo step, dottoressa, perché il binomio ovviamente sport e salute lei lo rafforza ancora di più. Ma allora sì, Roberta, diciamo che in altri comitati italiani esiste già questa passeggiata di solidarietà.
quindi siamo particolarmente contenti che possiamo realizzarla a Catania. Ringrazio Valeria perché ha messo veramente il cuore nell'organizzazione di Camminandos, quindi dovendo lavorare tra Palermo e Catania ha trovato il tempo per organizzare questo evento. Domenica siamo tutti molto curiosi e io spero e mi aspetto che possa diventare un appuntamento annuale e coinvolgere sempre più donne, e dico sempre a passeggiare insieme. Non dobbiamo correre, non ci dobbiamo stancare, ci sarà caldo come sappiamo in questi giorni si cuoce, quindi deve essere un momento di convivialità, di solidarietà. È un momento per ricordare a tutte e a tutti quanto è importante la prevenzione. Allora, prima di fermarci per una pausa e poi di addentrarci proprio nella tematica della prevenzione e nell'iniziativa che devo dire ha avuto già un successo straordinario, so che le magliette praticamente sono terminate, indossare la maglietta che indossa la collega Valeria Maglia equivale ovviamente ad avere scelto di partecipare a questa iniziativa, ma questo non significa che tante di noi non potranno comunque esserci a prescindere dalla maglietta da indossare. Prima di questo e prima di salutare il Presidente, volevo chiedere al Presidente, noi ovviamente curiamo sempre i nostri servizi dedicati allo sport, dove lei lo sa, insomma, come sempre il calcio la fa da padrone, però tutta una serie di altri sport che tristemente a volte vengono detti minori cominciano a trovare sempre più spazio anche nell'informazione dei telegiornali. Quali sono al momento le inclinazioni dei giovani che si accostano allo sport? Ci sono nuove discipline che si stanno facendo strada? Sì, io credo che la cultura sportiva stia diventando padrone in questa nostra regione, ma anche soprattutto nella nostra città. Ci renderemo conto di questo con lo scudetto, con l'ulteriore scudetto dell'Orizzonte, con la semifinale della Meta che rischia, per fortuna, ha la possibilità di vincere di nuovo lo scudetto, con il beach soccer, con lo squash, vincitori di scudetti. Quindi abbiamo molte discipline che stanno portando avanti con l'entusiasmo dei giovani e dei ragazzi. Poi ovviamente, siccome la nostra città è una città che ruolo di palestra all'aperto e di sabbia ha la prerogativa di un sport estivo, noi stiamo cercando, speriamo di farcela, di fare in modo che lo sport estivo non la faccia da padrone in senso generale. Questo ci riusciremo. Poi mi permetterete l'ultima battuta, prendo spunto da quello che ha detto la dottoressa Catalano. Ovviamente ci diamo l'impegno, io vengo anche per me, l'anno prossimo, festa nazionale dello sport, saremo insieme. Ovviamente. Bene, bene, allora il binomio si rafforzerà e Valeria diceva ringraziamo tanto il CONI. Assolutamente, grazie al Presidente che fa tantissimo, anzi ne approfittiamo per fargli le congratulazioni per la neonomia Presidente ovviamente regionale del CONI, ha fatto tantissimo da provinciale di Catania, farà tantissimo anche in tutta la Sicilia, quindi grazie veramente per lo spazio che il CONI sta dando a Camminandos. Grazie a voi. Grazie Presidente, la salutiamo, restano con noi ovviamente la collega che è qua in studio e non si muove per niente, nemmeno la dottoressa Catalano, perché fra poco ci addentriamo nel mondo di Andos e della prevenzione. Ci fermiamo per una pausa, tra pochissimo. Siamo ritornati in studio, Sicilia 24 Focus, Sport e Salute, binomio inscindibile. Camminandos è un'iniziativa che ovviamente è un po' la sintesi, no, di questo discorso. Abbiamo in collegamento la dottoressa Francesca Catalano, reduce peraltro da una trasferta romana molto importante. Dottoressa. Sì, quest'anno il Maggio in Forma ha festeggiato i 10 anni, quindi 10 anni che offriamo le mammografie gratuite in sede, perché siamo l'unico comitato italiano di Andos che possiede un mammografo, e insieme alla Fondazione Etica e Valori Marilu Tregua negli anni abbiamo offerto 3.300 mammografie e riconosciuti, ritrovati, scovati 66 tumori tutti in fase iniziale.
Quindi per noi è veramente un grande orgoglio essere arrivati a questo traguardo e in realtà il decennale si è arricchito di tanti appuntamenti, la presentazione del libro, la porta socchiusa, che poi avremo piacere di omaggiarti. Ieri siamo stati alla Camera dei Deputati a presentare questa bella iniziativa siciliana, perché è bello parlare delle cose belle che fa la nostra regione. Abbiamo raccontato all'onorevole Loizzo questi 10 anni, cosa abbiamo fatto, cosa pensiamo di fare, e abbiamo anche chiesto di aiutare tutte le regioni italiane a spostare la fascia di screening non più a partire dai 50 ai 69, ma anticiparla ai 45 e posticiparla ai 74. Perché ci sono regioni che lo fanno, e sono 9 in tutta Italia, e ci sono regioni che invece sono rimaste blindate in quella fascia di età. E non è giusto, perché la paziente siciliana, come quella dell'Emilia Romagna, deve avere lo stesso diritto. Noi ci battiamo per l'equità della cura. Tra l'altro, Valeria, leggevo che l'iniziativa Camminando si è proprio dedicata alla possibilità di realizzare uno screening mammografico nelle donne tra i 40 e i 49. Sì, rientra ovviamente in tutto quello che ha detto la dottoressa Catalano nella campagna, ovviamente Maggio in Forma, dove sono tutte iniziative che servono ovviamente per raccogliere fondi grazie al contributo volontario ovviamente di tutti coloro che ci seguono, per fare mammografie gratuite appunto a donne tra i 40 e i 49 anni che non rientrano nello screening gratuito in alcune regioni. Pensavo fossero tutta Italia, ma la dottoressa Catalano ci ha spiegato che paradossalmente ci sono delle regioni invece che lo fanno, quindi mi sembra giustissimo quello che la dottoressa e ovviamente tutte coloro che del gruppo Andus che hanno partecipato alla Camera dei Deputati abbiano fatto questa proposta per un'equità ovviamente nazionale. Che cosa accadrà domenica e chi saranno le donne, e forse non solo le donne, che hanno aderito a questa iniziativa? Allora, guarda, io innanzitutto ne approfitto, scusate, io devo ringraziare il Comune di Catania che ci ha dato il patrocinio di questo evento a scatola chiusa, fidandosi ovviamente di tutto il nostro impegno. E poi devo ringraziare l'Ordine dei Medici di Catania, l'Ordine degli Avvocati, Confindustria e Confindustria anche Confindustria Impresa Donne, perché davvero ci hanno dato il patrocinio, ma hanno anche contribuito, ci hanno contribuito. Quindi un patrocinio vero. Un patrocinio vero, non solo il loghino. Ok, e quindi questo è ovviamente, ma insomma la credibilità di Andos credo che ormai sia assolutamente, no? L'appuntamento è alle 9. L'appuntamento è alle 9. Che si fa? L'appuntamento sarà molto veloce, l'appuntamento è alle 9 in piazza Sciascia, di fronte il nostro bel murales sotto Piazza Europa. L'appuntamento alle 9 per tutti coloro che hanno prenotato la maglietta per ritirare la maglietta e la bibita, e poi alle 10 dobbiamo partire, cara Roberta, perché alle 10:15 il presidente Falzone ci vuole tutte in piazza Nettuno, dove ci sarà un'accensione della fiaccolata tipo Olimpiadi, fuochi d'artificio, insomma tutta la serie di cose che daranno il via alla giornata dello sport. Bene, insomma, quindi questo è l'appuntamento. Poi noi arriviamo fino a Ognina e torniamo. Ma sono solo donne? No. Infatti. No, sono famiglie intere, sono ragazzi. Abbiamo tantissimi ragazzi che hanno richiesto la maglietta, donne, uomini, verranno con le famiglie, con i bambini, quindi è davvero... Io mi scuso con tutti quelli che non siamo riusciti ad accontentare, abbiamo superato le 300 unità, non pensavamo, e quindi siamo andati in stampa e tutte le altre che ci richiedono non riusciamo nei tempi. Dottoressa, allora, lei diceva poco fa una cosa bella, diceva perché non bisogna, anzi siamo felici ancora di più quando possiamo parlare delle cose belle della nostra terra, dei movimenti spontanei, delle associazioni, delle iniziative, di quello che siete riusciti a fare con la prevenzione, raccontare quello che parte da qui. Ha voluto testimoniare il valore del suo reparto, un'attrice siciliana molto amata che è Anna Valle, che ha riassunto così questa esperienza all'interno del reparto che lei dirige, perché c'era la sua mamma, quindi ha raccontato un po' i fatti suoi a vantaggio di un messaggio positivo. Sentiamo. Ho trovato una realtà bellissima, oltre a una grandissima professionalità, una grandissima passione, che è la cosa per me fondamentale, cioè con la quale le persone che lavorano qui, tutto il team capitanato dalla professoressa Catalano, lavora con questa grande passione e grande empatia.
Ecco, dottoressa, questa è una frase che testimonia quello che accade. Ovviamente non le chiedo di commentare se stessa, ci mancherebbe altro, però sicuramente è un segnale molto importante, no? Ed è un altro sassolino che ci fa capire che noi in Sicilia abbiamo dove curarci. Ma assolutamente sì. Devo dirti, Roberta, che questi articoli hanno fatto il giro della Sicilia anche attraverso i social, e ci sono stati magari 2 commenti, direi forse un po' fastidiosi, però io ho voluto chiarire con queste persone. Hanno scritto che ci siamo comportati così perché era la mamma dell'attrice. Ho sottolineato che non è vero. E chi mi conosce, chi è passato dal mio reparto, sanno che noi siamo disponibili, creiamo empatia, accompagniamo la paziente per mano, qualsiasi essa sia. E quindi sia che sia una donna di spettacolo, in questo caso appunto la mamma di Anna, ma anche quelle pazientine, e sono la maggior parte, attenzione, che non hanno questo grande successo, sono seguite alla stessa identica maniera. Bene, va bene, è giusta questa doverosa, questa precisazione, perché poi dietro tanto lavoro purtroppo si sa, no? Il commento soprattutto sui social è molto facile e veloce, magari di presenza non gliel'avrebbero mai detto, dottoressa, funziona assolutamente così. Dati, oggi la dottoressa parlava di dati, la capacità di poter scovare in modo assolutamente precoce delle formazioni tumorali è ovviamente legata a questa importanza dello screening. Quali sono gli altri dati che emergono in questo momento, soprattutto per quello che riguarda anche le terapie legate, che sono successive all'intervento, dottoressa? Ma intanto ricordiamo che se arriviamo in tempo, in una fase molto iniziale di malattia, c'è la possibilità concreta di scongiurare le terapie, quelle più temute, come la chemioterapia. Se arriviamo in uno stadio più avanzato, quindi pazienti che presentano linfonodi ascellari o metastasi ossee, anche per tumori che io dico che vanno come la lumaca, a volte per spiegare bene alla paziente cosa accade e che velocità c'ha la malattia, io uso questo termine, che va come la lumaca, ma la lumaca riesce ad andare lontano, in ogni caso indisturbata, e così fa il tumore. Allora, se arriviamo a dimensioni molto grandi della malattia con metastasi, lì si apre un capitolo completamente diverso di cura che prevede sicuramente la chemioterapia. E quindi mi chiedo, Roberta, quanto costa allo Stato una paziente che arriva in una fase avanzata di malattia rispetto a una paziente che arriva con un tumore di pochi millimetri, certo, e quindi facciamo diagnosi precoce. I costi sono completamente differenti. E ieri questo l'ho ribadito a Roma. Quindi in realtà lei ritiene che per la prevenzione non si faccia abbastanza, non ci sia abbastanza impegno? Credo che non ci sia abbastanza organizzazione e informazione. Bisognerebbe continuare tutti i giorni con campagne pubblicitarie, informazione, la possibilità di avvertire la gente a casa anche con telefonate, con messaggino WhatsApp, perché spesso la lettera che viene mandata per lo screening o viene cestinata o la paziente magari non ne intuisce l'importanza. Quindi accompagnare tutto questo con una telefonata, con un messaggino WhatsApp, anche attraverso le associazioni di volontariato che possono fare tanto in questi casi, potrebbe cambiare l'andamento delle cose. Posso chiederle una cosa, dottoressa? Io vorrei chiederle una forma di incoraggiamento anche nei confronti di quelle donne che magari in questo momento ci stanno osservando e che fanno parte di quella schiera, secondo me non poco numerosa, anzi importante, di persone che dicono: non faccio il controllo perché ho paura di sapere. Sembra una follia, ma io ne ho sentite tante. Possiamo dare un messaggio a queste persone? Ti dirò di più, sempre nei commenti delle nostre iniziative e delle nostre attività, un paio di donne hanno scritto: non fate la mammografia perché fa venire il cancro. Ah!
Questa mi Ecco. mancava, devo dire. Esatto. Perché no? E quindi all'inizio chiaramente ho sorriso, poi ho dovuto necessariamente rispondere perché sono dei messaggi che non devono passare. È chiaro che tu fai la mammografia ogni anno, ogni 18 mesi e la dose di radiazione che viene assorbita dal tessuto mammario è veramente molto molto piccola ormai con i mammografi di ultima generazione e siamo in grado, per esempio faccio l'esempio della tomosintesi, che è una mammografia più sofisticata, siamo in grado di scoprire il tumore quando ancora è di piccolissime dimensioni. Altra cosa, l'intelligenza artificiale. Ci sono dei centri che in Sicilia già utilizzano l'intelligenza artificiale e riesce a fare diagnosi di tumori che magari si sarebbero manifestati in maniera eclatante dopo qualche anno. Ok, Quindi però a 40 anni, care signore che ci state seguendo, iniziate con la mammografia. è sempre meglio sapere le cose nella vita, di qualsiasi Certo. cosa si tratti, sempre meglio sapere, non sapere, avere paura di non sapere, perché quello è, no, un gatto che si morde la coda, quindi andate a fare screening. Il fatto di inserire lo sport nel concetto della prevenzione non so fino a che punto, Valeria, sia un concetto assodato. Ricordiamo che lo sport viene considerato, non stiamo parlando ovviamente di sport a livello agonistico, ma di uno sport, come dire, assolutamente camminata, da camminata, i passi che dovremmo fare amatoriale, giornalmente. eccetera, che deve assolutamente essere visto anche come miglioramento dello stile di vita e in quanto tale anche quel pezzettino di prevenzione lo dobbiamo attribuire anche a quello. Tu sei una giornalista ormai, possiamo dirlo, dichiaratamente esperta dell'argomento e sei anche una sportiva. Anche lì secondo te bisogna fare ancora tanto? Ma sì, purtroppo sì, perché noi siamo tra le regioni veramente che abbiamo il più basso numero, insomma, di persone che fanno attività sportive, anche i giovani, i bambini, abbiamo un tasso veramente molto basso e quindi non ci muoviamo e poi mangiamo anche molto male. Questo è un altro dato allarmante che è uscito proprio pochi giorni fa anche da Agenas e voglio dire anche da una serie di dati che sono stati presentati alla regione. Siamo stati anche bastonati dalla Corte dei Conti, insomma, perché non siamo riusciti a raggiungere il numero adeguato di screening e di vaccinazioni. Quindi sì, purtroppo non si capisce questo valore benefico dello sport, che non deve essere necessariamente agonistico. Ecco, non tutti possiamo essere dei campioni, no? Avere il physique du rôle per fare cose incredibili, ma anche la camminata, anche posteggiare magari un po' più lontano, fare quei passi a piedi, le scale, quindi magari quando si può evitare, Roberta mi dice sempre tu fai sempre le scale a piedi, se posso evitare l'ascensore, fare le scale, insomma tutte quei piccoli accorgimenti quotidiani che ci fanno bene, perché voglio dire lo sport ci aiuta anche, voglio dire, a prevenire anche da un punto di vista oncologico. È quello che volevo dire, era proprio lì che volevo arrivare, cioè al concetto che quando si dice spesso quali sono, no, gli elementi di prevenzione, a parte che ovviamente e poi fa anche bene quando scopri la malattia. Devo dire che Andos ha fatto un bellissimo progetto per donne operate al seno che hanno fatto anche della riabilitazione sportiva. Ecco, dottoressa Catalano, siamo quasi in chiusura. È vero questo discorso, parlavo dello stile di vita, che è un elemento importante, no, per la prevenzione anche dei tumori, e sul fronte del movimento forse non siamo messi benissimo. Sul fronte dell'alimentazione probabilmente sta un po' passando il concetto che una certa alimentazione possa aiutare anche a rallentare o a prevenire, così? Assolutamente sì, sembra banale parlare oggi di prevenzione primaria con alimentazione e attività fisica, è un concetto ormai sdoganato, Esatto. ma bisogna insistere anche su questo. Vi faccio un esempio: in ospedale io ho voluto fortemente la presenza di un nutrizionista e di un personal trainer. Quando ho parlato per la prima volta di personal trainer, qualcuno sotto i baffi sorrideva. Invece, se io vi facessi vedere quello che alcune donne operate al seno, un po' cicciottelle, sono riuscite a fare dopo 6 mesi di attività fisica moderata,
una per tutte, una signora cicciottella non riusciva a toccarsi la punta dei piedi, quindi facendo esercizio fisico. L'altro giorno mi hanno mandato un video che riesce a fare questo per 2 motivi: elasticità, miglioramento della forza muscolare, e grazie alla dieta personalizzata ha perso dei chili, e quindi adesso vi devo dire che è molto più agile di me. Beh, insomma, lei è un esempio duro, un esempio un po' complicato, devo dire, da cercare di seguire. Va bene, allora siamo al termine, abbiamo finito il nostro tempo. Grazie, Valeria, Roberta. facciamo un recap dell'appuntamento. Allora, noi vi aspettiamo tutti domenica 15 giugno alle ore 9 in piazza Sciascia per coloro che hanno prenotato le magliette, ma anche per se non avete prenotato le magliette, venite al nostro stand, fate questa bella camminata di solidarietà, riusciremo a passare una bella giornata e aiutare tante donne sulla prevenzione oncologica. Grazie alla dottoressa Francesca Catalano, sempre presente quando insomma le chiediamo un intervento per promuovere Andos e non solo, ovviamente, e grazie come sempre a te, Valeria. Grazie a te, Roberta, e grazie a tutti voi. Buon pomeriggio a tutti voi che ci seguite, il nostro Focus tornerà la prossima settimana, martedì.